Venezia diventa come Pompei. Venezia, sì, Venezia, noi andiamo a Venezia perché ormai è tutta una rovina, purtroppo. Questione di giorni, entro Ferragosto, forse addirittura prima, gli abitanti di Venezia saranno meno di 50.000. Quanta amarezza nei cartelli affissi sui muri della città, appesi alle finestre delle case. Per 15 anni penso che dei veneziani non ne sia più qua a Venezia. 50.010 indica il bollettino quotidiano dei residenti in centro storico, reso noto da Venezia.com. Il conto alla rovescia è inesorabile. Ci sono vari motivi perché la gente se ne va, è cominciato negli anni 50 e poi il turismo di massa ha dato il colpo di grazia negli ultimi decenni. Era una città, la storia è rimasta, tutto il resto cancellato. Oggi parco tematico, Disneyland lagunare, prezioso museo a cielo aperto. Campi, calli, campielli invasi in ogni stagione da una folla di turisti e delle tradizioni locali, un lontano ricordo. Cannareggio, una delle poche zone della città dove i veneziani resistono con fatica, sacrificio, ma decisi, chissà ancora per quanto, a non mollare. Stiamo diventando una tribù. I giovani secondo me preferiscono andare fuori con la macchina, con le comodità. Ci sono tante case libere del comune, dell'Alto, non so, sono chiuse da anni. Poderia far mandare i veneziani, un affitto equo, no, restano chiuse.